attualmente è in una sala che appartiene a una comunità comunale, quella di Sinea. Ringrazio il sindaco che è qui con noi, adesso ci dà un saluto e ringrazio anche gli altri amministratori qui presenti. Vedo il sindaco di San Biagio di Callalta, vedo il sindaco di Roccade, vedo la sindaca di Lamon e poi non so se ho dimenticato qualcun altro tra i sindaci, spero di no. Vedo anche qui, mi ha salutato e porta i saluti della giunta provinciale di Treviso, Gianluigi Fontarini, che è assessore, e quindi siamo davvero in uno spazio anche comunale, perché come dice recita la locandina, noi vorremmo cominciare a interrogarci, c'è anche la sindaca di Monastere, vi ho chiesto di alzare la mano, che non ho visto, mi perdonate. No, ma è importante che ci siano gli amministratori locali, perché questo incontro di riflessione, come anche dalla locandina che abbiamo preparato, mette al centro le persone, le comunità e i territori, perché la questione dell'autonomia non è una questione tanto e solo di apparati, anzi non lo è proprio una questione di apparati regionali, non è una questione di maggiori poteri, competenze e risorse a una classe politica semplicemente, è una taglia istituzionale che deve vestire un territorio per le sue capacità di esprimere al massimo la sua vocazione nel campo economico, sociale ed anche politico. E la nostra regione, quando io parlo di regione comunità, parlo di regione come comunità di veneti delle venete, ma anche di chi ci abita, di chi ci lavora, da tanto tempo e tanti studi anche sociologici ci dicono che chiede una taglia di governo più sussidiaria, più libera e anche più responsabile. E l'autonomia è prima di tutto responsabilità. Noi abbiamo davanti a noi un'occasione straordinaria, che è la possibilità, e su questo parlerà il professor Mario Bertolissi, l'occasione straordinaria di dare la parola ai cittadini che abitano questa regione, questa comunità, su un tema che è proprio questo, quindi una maggiore autonomia, l'autonomia differenziata che è già iscritta nella nostra Costituzione. Banalizzare o strumentalizzare questo tema è solo fare danno alla comunità dei veneti, che per la prima volta hanno la possibilità di esprimersi. E quando il popolo parla attraverso uno strumento che sia pure un referendum consultivo, l'eco è importante, stimola le classi dirigenti politiche a dare finalmente risposte, che per troppo tempo non sono state date, mentre sono stati lanciati tantissimi slogan che hanno semplicemente avuto il risultato di lasciare le persone più soddisfatte di prima e più frustrate di più. Non significa che l'autonomia sia una questione semplice, che sia una questione banale, di mera distribuzione molto facile tra poteri centrali e poteri decentrati, non è così, lo sappiamo, ma la cosa che ci sta più a cuore è che siano consapevoli i veneti dello strumento che avranno tra i anni e che consapevolmente possano rispondere su questo quesito, che poi sarà anche proiettato e lo vedremo. C'è una legge regionale che lo prevede, le leggi regionali vanno anche rispettate, tanto più quanto la Corte Costituzionale un anno fa, a luglio esattamente, che giorno era Fabio? Era l'11 luglio, quando ha fatto la sentenza l'anno scorso la Corte. Non so, era la 118 del 2015, però io la data... Sto guardando, udienza pubblica, deposito della sentenza il 25, pubblicazione il 1 luglio. Quindi un anno fa viene pubblicata la sentenza che dice che su questo quesito i veneti possono essere chiamati a esprimere le loro opinioni. Quindi un passaggio fondamentale di democrazia, oltre che dei suoi contenuti poi nel merito. E allora questo è il primo di una serie di incontri in cui ci piacerebbe in modo aperto, libero, impegnare prima di tutto i cittadini che oggi così tanta sfiducia manifestano nei confronti delle istituzioni e di chi fa politica per mestiere, e ci hanno anche qualche ragione, vorremmo proprio che insieme riflettessimo e costruissimo anche i contenuti concreti di questa parola, che poi sembra anche molto astratta, no? Cosa cambia nella vita delle persone, cosa potrebbe cambiare, quali sono i progetti che si potrebbero meglio implementare nei territori per migliorare la qualità della vita delle persone. Ecco, questo è un po' il tema, e costruire un po' dal basso. Infatti mi stupisce anche un po' che ancora non si parli di questo neanche dalla parte di chi l'ha promosso, no? Addirittura si rilancia sui giornali in questi giorni il tema dell'indipendenza. Io nel merito non discuto se altre persone vogliono portare avanti altri temi. La politica è libertà di discussione sui temi più
disparati, purché si faccia in un modo democratico, ma il tema è perché fare confusione adesso? Perché invece non far capire ai cittadini questo strumento che è a loro disposizione, con il quale finalmente potremo esprimerci? Anche tante comunità, sto guardando la sindaca di Lamone, quante comunità in Veneto hanno già espresso in modo evidente, nei termini previsti dalla nostra Costituzione e dalle nostre leggi, il disagio di essere una regione che vive tra altre autonomie speciali, tra 3 autonomie speciali che hanno possibilità e opportunità, magari anche amministrate bene, ma le hanno e da questa parte non ci sono. Il che non significa non fare i conti con le norme che ci sono. Qualcuno dice, ma non potremo mai essere come il Trentino Alto Adige, come il Friuli. A me interessa partire, perché se poi c'è una sfida di buon governo e si dimostra che in concreto avvicinare alcuni ambiti, settori, competenze, materie ai cittadini e al territorio dà di più, dà migliore efficienza, dà migliori opportunità di crescita. Se questo accade, la sfida del buon governo continua e si allarga. Ma è inutile che sognando quello che oggi non c'è, non proviamo a conquistare quello che è possibile per dimostrare che si può fare e si può fare meglio. Questa è la sfida del buon governo, misurarsi, classi dirigenti che si misurano per dimostrare di saper bene governare e che poi si sottopongono al giudizio dei cittadini. È utopia, non lo so, io credo che ce ne sia quanto mai bisogno per avvicinare anche la politica e le istituzioni ai cittadini, oltre che per fare il bene delle presenti e delle future generazioni. Noi cominciamo oggi, non cominciamo, do la parola al sindaco di Sinea, che poi forse magari ci dovrà lasciare, perché c'è un evento in concomitanza oggi qui in provincia di Treviso che sta attirando alla grande persone. No, più che altro perché ho dato la mia parola, perché magari giusto, volevo solo salutarli. L'unica preoccupazione che si rischia di parlare troppo di autonomia, perché io ricordo la famosa marcia dei sindaci del 20% a Roma, ve la ricordate? Silea aveva il 4%, abbiamo fatto la marcia, adesso siamo a -1%, cioè i soldi che paghiamo di IRPEF e IVA non bastano, ma adesso il fondo di solidarietà comunale, non so se e attraverso i fabbricati di l'IMU, perché anche se è un'imposta municipale in realtà una parte va, ma noi abbiamo un saldo negativo. Io non vorrei proprio di autonomia, arriviamo a -5, non a -1. L'autonomia è un argomento importante, trattato, si tratta di capire se noi abbiamo la forza e il coraggio di portarla avanti o se è un discorso accademico. Io ricordo ancora il turisti dell'86 e quindi è un problema anche nostro di forza, di leadership di politica. 2, l'autonomia significa anche responsabilità e capacità amministrative, perché alla fine si parlerà di soldi, di risorse, si tratterà di capire se chi ha troppi soldi in qualche modo è disposto ad averne meno. Questo è un po' il succo del discorso. L'autonomia non è solo una gestione, perché oggi i comuni non gestiscono nulla, in realtà fanno normale amministrazione. Quindi vuol dire essere in grado di gestire le risorse proprie. Questo è un grande dilemma, un grande problema, ma insomma spero che questa sia un'occasione per tornare indietro per aumentare la percentuale di negatività delle risorse che vanno allo Stato centrale, il quale, ricordo bene, aumenta il debito pubblico mentre i comuni lo azzerano. Anche questa è un'altra informazione. Quindi non so se quelli che a Roma, con tutto rispetto, possono fare lezioni ai comuni. E questo è un altro problema, almeno quelli della nostra area, poi Italia è lunga e sappiamo bene che i problemi sono diversi. Vi saluto e vi lascio. Grazie e buona giornata. Cominciamo con una veloce lettura che ci fa il dottor Paolo Basi di un sondaggio fatto questa settimana che ci ha regalato l'Istituto Quellis proprio su questi temi di cui parliamo
un po' i vertici nel campione che è stato sentito, che indicazioni ci dà in questo momento su questo tema. Buongiorno a tutti, presentiamo un sondaggio fatto molto rapidamente negli ultimi 3-4 giorni sul tema appunto dell'autonomia e dell'indipendenza e in particolare del referendum. Abbiamo fatto, fai pure avanti, poche semplici domande. La prima cosa, questa l'avevamo già fatta anche 2 anni fa in un'altra occasione, se chi risponde al telefono ha un'idea, sa, perché si parla di autonomia e indipendenza spesso facendo confusione, anche a livello politico tante volte, però sembra che comunque la gran percentuale degli intervistati si esprima decisamente favorevolmente alla conoscenza, insomma un po' tutti quel minimo di sapere che indipendenza andarsene dallo Stato e autonomia avere un po' più di competenze rimanendo dentro, sembra che si sappia. Rispetto vai avanti a 2 anni fa si nota un piccolo calo in realtà di chi risponde sì, questo un po' può essere sempre definito, essendo un sondaggio ha sempre una tolleranza del 3-4%, un pochino forse anche alla confusione, perché se si continua a parlare un giorno di autonomia, un giorno di indipendenza, magari un po' di confusione si fa e si rischia di fare dei passi indietro invece che dei passi avanti. Procediamo un attimo. E anche perché questo conferma in modo del tutto similare il risultato di 2 anni fa, è molto netta, qui chiediamo se si preferisce l'autonomia, l'indipendenza, mantenere l'attuale situazione, i veneti si dicono molto chiaramente a favore dell'autonomia. L'indipendenza ovviamente per alcuni può essere un grande sogno, un grande stimolo, ma fa anche paura, perché se ne stanno accorgendo anche oggi che non è l'indipendenza quella, ma sono salti nel vuoto questi, si vota, si fa il referendum, c'è e dopo, e come abbiamo visto in Inghilterra tante volte chi fa campagna per il referendum stesso e dopo non si interessa, quindi un po' di concretezza c'è, comunque l'interesse per l'autonomia che qui continua ad essere forte. Andiamo pure avanti, i dati non cambiano molto rispetto a 2 anni fa, che abbiamo una rivelazione proprio identica, diciamo assolutamente stabile. Questo è interessante, il livello di conoscenza della domanda è questa, in data ancora da definire ci sarà un referendum, se si è a conoscenza non è male, leggermente sopra il 50% dichiarano almeno di averne sentito parlare, secondo me non è un cattivo risultato, non è eccezionale, ma un buon potenziale, vuol dire che qualcosa gira, qualcosa si sente. Andiamo avanti, 3 interventi interessanti. Alla domanda poi, diciamo che c'è il referendum, quindi non è più il 52% perché qui è 100% che lo sa perché l'abbiamo appena detto, in questo caso molti dichiarano, veramente molti dichiarano che andranno, addirittura il 78% che è veramente tanto. Questo ovviamente è un risultato da prendere non con le pinze ma di più, perché vi ho detto che c'è il referendum, quindi lo sai, ve l'ho detto, sei al telefono e dire vado al telefono non è la stessa cosa che conoscere il giorno esatto in cui devo andare, che c'è un altro passo, e B, quel giorno lì poter andare, perché magari quel giorno lì sono al mare, sono chissà dove, quel giorno lì magari ho una storta, quindi indica un potenziale. E anche qua c'è nel 2 anni fa avevamo fatto una rilevazione, la domanda ricordava però il referendum, in questo caso eventuale referendum sull'indipendenza, e la predisposizione ad andare è identica. Quello che è interessante sono i no, mentre per l'indipendenza il no secchi, che dichiarava subito di non andare era circa il 23%, diciamo il referendum sull'autonomia è meno divisivo, quindi c'è sicuramente una maggiore disponibilità a pensarci perlomeno. Andiamo pure avanti e ovviamente su chi voterà c'è un 65% già deciso che voterà a favore dell'autonomia, contro il 13,5% che equivale più o meno a quanti si erano detti a favore dello Stato quo, però c'è ancora un non saprei, che rimane abbastanza significativo del 20%. Quindi, cosa dice questo? Sono pochissime domande, cosa dicono fondamentalmente? Secondo me che c'è potenziale. Il potenziale c'è perché tutto sommato già il 50% delle persone ne ha sentito parlare, c'è una certa predisposizione ad andare a votare, però dal trasformare quel potenziale in elettori che vanno e votano a favore dell'autonomia ci sono dei bei passi da fare. Oggi come oggi i movimenti tanti movimenti non mi sembrano
chiamati a trasformare questo potenziale in una realtà, molto banalmente. Mettersi in pieno periodo di decisione di quando fare il referendum, a tirarvi fuori un eventuale referendum sull'indipendenza non mi sembra una grande mossa strategica. E anche quello che è pericoloso, credo che la Brexit ce lo insegna purtroppo anche il referendum che ci sarà ad ottobre sulla Costituzione. Il referendum non dovrebbe essere il luogo dove fare lotta politica, incrociare vendette politiche e farsi del male. Perché questa è un'occasione importante. Se alcuni partiti lo interpretano come un'occasione per provare a dimostrare che Zai è meno forte di quanto è, altri partiti vogliono invece per motivi interni alzare la posta e per accontentare una parte più estrema di tirare fuori la questione dell'indipendenza, così non si va da nessuna parte, anche perché i rischi di questo referendum, dopo parleranno personalmente autorevoli di me, però sono forti. Perché ho sentito anche dire da alcuni che è un referendum che è abbastanza inutile farlo perché è un referendum scontato, perché la risposta è ovvia che sarà a favore dell'autonomia. Sì, può essere. Consideriamo che negli ultimi anni quasi tutti i referendum ha stravinto il sì. Il nodo è quante persone ci vanno. Qui non c'è quorum formale, anche perché è consultivo, ma c'è sicuramente un quorum politico. Detta tutta, se ci va poca gente può essere una pietra tombale. Veramente, cioè, i rischi ci sono molto forti e qui credo che come Veneti bisogna pensarci prima che poi partiti politici a pensare a cosa si vuole, perché come diceva Simonetta l'autonomia è un percorso, cioè bisogna avere oggi magari subito dire però prendo l'autonomia del Trentino, dell'Alto Adige, del Friuli, sono diverse tra loro, bisogna misurarlo, però quello che è certo è che un'area come questa deve incamminarsi e il modo per incamminarsi è volerlo fortemente. Se lo vuole fortemente ho qualche possibilità di farlo, se comincio a dividermi, a non crederci, a pensare che sia più importante una beghetta di partito, il cammino diventa veramente ripido. Quindi quando ci sarà il referendum sarà fondamentale che la società soprattutto ci lavori, perché purtroppo nei partiti politici chi farà proprio i conticini e il proprio interesse, a volte sbagliando clamorosamente il Cameron, ci sarà. Pertanto è importante, se si riesce a fare il passo oltre, farlo entrare nella società e convincere che è una strada lunga, perché non è che domani ci sono più competenze, ci sono più cose, domani si arriva chissà dove. Se si vuole iniziare però bisogna veramente crederci con grandissima forza. Il potenziale c'è, trasformiamolo. Grazie Paolo, e adesso subito il primo relatore, il professor Mario Bertolissi, la cui relazione è sostanzialmente proprio il referendum sull'autonomia, il senso, il valore, il significato di dare la parola ai cittadini veneti